Tutti in piazza Musile di Piave ad aiutare la signora Palmira a spegnere le sue prime 100 candeline. Vediamo il servizio di Elisa Borri. Siamo al compleanno della signora Palmira. Come sono questi festeggiamenti? Sicuramente è una bella festa, una signora che ha raggiunto una tappa importante, 100 anni, che è anche sinonimo di longevità territoriale, quindi vuol dire che anche a Musile si vive bene, si sta bene, ma soprattutto una bella famiglia con grande amore, tanti nipoti, pronipoti attorno a lei, quindi tutto il bel contesto per una bella festa di 100° compleanno, quindi ha una signora lucida e che è qui vicina a noi oggi, appunto veramente tutto il contesto ideale per una festa speciale, per una dei pochi centenari che ci sono ancora a Musile. È una bella notizia arrivare a 100 anni. Aveva a fianco infatti una cognata che ne ha 95, quindi anche qua l'augurio di arrivare a questa tappa, ma il bello di queste feste è proprio vedere anche i nipoti, i pronipoti e la vicinanza della famiglia, quindi vuol dire anche unità di famiglia che ormai di questi tempi anche un po' magari diventa più difficile. Questo è veramente un contesto eccezionale e a Musile di Piave la signora Lava, che l'ho chiamata nonna Palmira, quindi veramente a tutto questo contesto può rallegrarsi sicuramente di questa bella famiglia. Come si sente a festeggiare i suoi 100 anni oggi con tutta la famiglia e tutta Musile di Piave? Tanti. Sono tanti? Qual è il segreto per arrivare alla sua età? Caro, non mi pensi neanche. Se stai a pensare te diventa matto. Ma la canzone mia più bella sei tu. Contento soprattutto della bella festa che tutta la comunità, a parte tutta la famiglia, che ci ha regalato, proprio veramente felici, guarda. Arrivare a un traguardo che non da tutti arriva a 100 anni. E allora auguroni ancora da parte di tutti e speriamo insomma altri 100. Grazie. No. Massa.